Una città come un'altra. Una città di strade, di case vere o baracche. Un posto qualunque del paese. 1000 fatti, 1000 drammi che la cronaca riuscirà solo in parte a registrare. E il più delle volte, un titolo di cronaca resterà l'unica testimonianza collettiva di un fatto presto dimenticato. La collezione del giornale sarà lo specchio sommario e lacunoso di una società, il documento casuale di un modo di vivere distratti. Ogni tanto, o perché veramente abnorme, o forse solo per una ricorrenza statistica, una di queste tragedie mette in moto la macchina della carità privata, concepita come istituzione toccasana di ogni male. Bisogna sorvolare su di un caso anomalo rispetto alla prassi del tutto va bene, e bisogna mettere a tacere le coscienze con un obolo sofferto. Così è avvenuto per Maria Pia. A 14 anni, soffocata dalla disperazione, senza libri per poter continuare gli studi, a disagio fra compagni e insegnanti della sua stessa scuola, ha ingerito un tubetto di barbiturici. Nella Costituzione non è scritto che per studiare si deve dare la vita, ma questo concetto di giustizia resta per ora un lusso programmatico. Chiedeva veramente troppo Maria Pia. Ragazze povere e volenterose, dunque, non tentate di ammazzarvi. La gente fa il callo a tutto e si abituerebbe presto anche agli avvelenamenti di chi vuole studiare per forza. Palpitano talvolta i cuori, ma non scattano i nervi delle città, l'indignazione e la rabbia. Anche la tragedia viene trasformata in una storia commovente da rotocalco. La pubblica carità si traveste da giustizia. Almeno per quest'anno Maria Pia potrà continuare a studiare. Le coscienze sono a posto, l'amarezza dimenticata in fretta e ancora più in fretta chiusa una vicenda bruciante che potrebbe far aprire gli occhi sui casi di altre 10, 100.000 Maria Pia, col dramma della stessa malinconia, la paura, la colpa di essere povere.
È incredibile quanto siamo resi ciechi dall'opulenza di una vetrina di beni di consumo. Benessere di pochi che paghiamo tutti noi con un malessere cronico. Quanto non vogliamo vedere, continuando a non voler capire che Maria Pia e tanti altri innumerevoli fatti sono un sintomo estremo di un male più diffuso e generale del nostro dolce paese, industriale e turistico. Il gioco allora continua, con la complicità di tutti noi. Presidente della conversazione particolarmente cordiale ha portato la sua soddisfazione al ministro apprezzamento. Un caloroso primo ministro lo ha pregato per l'adesione orale allargata. È ancora aperta l'altra questione, cioè come sistemare sul tappeto il capigruppo di centrosinistra a studiare, naturalmente a tenersi ai principi del sistema vigente. Di questa bella realtà, vivere per cogliere le cose che fanno sognare. Mi hanno presentato? Carosello.
Che sei venuta a fare, Gary? Lo sai benissimo che ti sono venuta ad arrestare tuo padre. Non puoi arrestare mio padre. Devo farlo. No, io te l'impedirò. È inutile, Ketty. È la legge. Convivono due realtà in questo paese. Un'America di pochi e un'India di molti, dei più. E noi ci domandiamo, o non ci domandiamo, perché scioperano? Perché Maria Pia ingerisce barbiturici? Perché una madre di 12 figli tenta il suicidio? Perché i prezzi aumentano? Perché occupano le case? Ce lo domandiamo con paura, o non ce lo domandiamo, rifiutando la risposta. Siamo infastiditi quando tutte queste cose non rientrano nel quadro ipocrita ammannitoci da un cinema con falsi problemi, da una stampa patinata che propone falsi modelli, dalla televisione che ci invita a scegliere la canzone dell'anno a tutti i costi, ma ignora o ci presenta in maniera seriosa, ovattata, falsamente imparziale, i drammatici contrasti, il vero meccanismo della nostra società. E siamo sì vittime di un'aggressione programmata, ma non sempre ignari e innocenti. Ma tant'è, vogliamo essere tutti ciechi e sordi e muti e contenti. E ripetiamo insieme con un padrone della nostra anima che ci fa il dono del lavoro: i principi si sposano, i divi sorridono, le donne più inverosimili sono a portata di mano, i prodotti vanno acquistati. In una scatola di metallo ciascuno ha pagato il suo tributo a un Dio feroce e sorridente. Ciascuno è solo, disperato e felice.